Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Popolo di Io Compro Siciliano, signore e signori, a tutti quanti voi un caloroso benvenuto e bentrovati in questa giornata che è giovedì 24 di dicembre. Beh, a voi questo è un modo per dedicarvi, augurarvi un buon Natale, che sia un Natale sereno e soprattutto vissuto con tanto amore. Quest'anno sicuramente delle feste speciali, ma oggi siamo qui perché vogliamo ancor più dare il segno e il segnale che non bisogna assolutamente fermarsi, che bisogna costruire, bisogna continuare a credere nella nostra identità e portare avanti anche con quel pizzico di particolarità, forse follia, quelle che sono le nostre idee. Sì, e dico follia perché Oscar Wilde diceva, mi piace un po' dirvi e comunicarvi questa citazione, dice le follie sono le cose che poi si ricordano di più nella vita. Sì, quel pizzico di follia che ci permette proprio di non fermarci, e devo dire che il protagonista di oggi è un po' un personaggio particolare perché lui non si è fermato, lui ha continuato a credere nella Sicilia, nel suo ruolo istituzionale, portando avanti quella che è la presentazione di una delle città più belle che abbiamo in Sicilia. Oggi sarà una puntata dedicata alla città di Piazza Armerina. Noi vogliamo iniziare nel nostro consueto modo? Grazie, 262.590 volte grazie. Grazie sempre, grazie ancora. Siamo entrati nelle vostre case anche oggi e vogliamo portare il saluto anche del team di Io Compro Siciliano, tutti i moderatori, tutti i ragazzi, la redazione, Marzia Monreale, in regia Paolo Gatto che è qui con me per questo appuntamento, e poi i due padroni di casa, i due ideatori, coloro che più di 8 mesi fa hanno deciso di accompagnare, senza sapere poi quelli che erano gli sviluppi di Io Compro Siciliano, di accompagnare ogni giorno la vita di noi e soprattutto costruendo. Le idee sono diventate imprese e questa impresa oggi continua a portare avanti la qualità della nostra terra, il Made in Sicily, questo brand che abbraccia ogni parte del mondo con tutte quelle che sono le connessioni che Io Compro Siciliano ha instaurato e istituito, e devo dire che anche oggi Piazza Armerina ha un senso forte legato al percorso di Io Compro Siciliano. Io vorrei chiamare i due founder manager di Io Compro Siciliano. Abbiamo con noi Giuseppe Giorgianni e Davide Morici. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno Katiuska. Benvenuti e bentrovati. Eh sì, anche oggi in questo giorno di festa Davide e Giuseppe siamo qui per portare i nostri saluti e il nostro auguri a tutto il popolo siciliano e non solo. Partirei con una battuta con Davide. Davide, oggi è un modo di Forse si è bloccata. Ma Katiuska, per parlare dei grandi... ti sentiamo male Katiuska. Comunque, diciamo che ci sei? Qui Sì, sei ritornata. Sono ritornata perché praticamente oggi naturalmente i nostri telefoni sono affollati dagli auguri, per cui auguri a tutti, auguri a tutti. Davide, stavo dicendo, partiamo proprio da te. C'entra molto quella che è questa puntata dedicata a Piazza Armerina e c'entra proprio con Io Compro Siciliano, con i grandi eventi. Davide. Sì, perché diciamo che Piazza Armerina ha dato il battesimo, abbiamo battezzato con Piazza Armerina quello che è il comparto eventi.
mi permetto di dire grandi eventi, perché per noi è stata un'esclusiva farlo e iniziare con Piazza Armerina. Grazie alla volontà dell'amministrazione di Piazza Armerina, noi in estate, ad agosto, abbiamo gestito la comunicazione, siamo stati presenti per il Palio dei Normanni, uno dei grandi eventi della regione siciliana, dove abbiamo raccontato il territorio, abbiamo raccontato un'identità di un evento che ha una storia molto forte e di un evento anche che si ripete di anno in anno e che porta milioni di turisti a Piazza Armerina e quindi di conseguenza in Sicilia, perché tutto fa sistema, quindi alla fine è una promozione del territorio. E proprio per questo abbiamo superato i milioni di visualizzazioni in 3 giorni, è stato un connubio e un matrimonio bellissimo. E da là è iniziato il percorso su quello che è la promozione dei territori da parte di Io Compro Siciliano, cioè io compro siciliano in quanto è un brand che porta avanti quella che è l'identità di un territorio. Quindi Piazza Armerina, diciamo che al di là del lato tecnico, rimane nel cuore e quindi è un continuare questa promozione. Giuseppe, sono grandi eventi e sono anche eventi internazionali e devo dire che non ci si ferma neanche noi perché abbiamo 2 appuntamenti importanti, il 30 e l'1 di gennaio. Sì, 2 grandi eventi, il primo il 30 di dicembre alle ore 12 sempre su Io Compro Siciliano Live, dove ci collegheremo, faremo una carrellata di appuntamenti in dei luoghi diversi del mondo, dove ci sono i nostri collaboratori, i nostri partner che ci stanno aiutando a, come dico io sempre, a portare la Sicilia nel mondo e a portare il mondo in Sicilia, perché è importante questo messaggio, perché il nostro progetto è proprio ha come mission questa cosa, cioè quella proprio di promuovere le eccellenze del mondo, del popolo, della Sicilia, e nello stesso tempo farla scoprire e far venire i visitatori qui in Sicilia proprio per scoprirle e tastarli di presenza. Il 30 ci collegheremo con Mosca, ci collegheremo con Sofia in Bulgaria, ci collegheremo con Filadelfia negli Stati Uniti, con Guangzhou in Cina, e ancora in Canada, a Montreal e in Svezia. Quindi faremo un giro un po' per tutto il mondo. E poi l'evento del 1° di gennaio, abbiamo voluto inserire un gran galà dell'opera con la collaborazione di Italia Taormina, dove ci saranno veramente ci sarà il direttore artistico di Italia Taormina, il soprano Silvia Di Falco, e una rappresentanza dei 23 artisti che fanno parte della compagnia di Italia Taormina. Ci sarà il mezzosoprano Sabrina Messina, il baritono Graziano D'Urso, ci sarà il tenore Federico Parisi e il maestro Antonio Gennaro che magari, chissà, ci farà sentire anche delle cose inedite. Comunque 2 appuntamenti da non perdere, ricordo di nuovo il 30 alle 12 e l'1 gennaio alle 11:30. Grazie Giuseppe Giorgianni, grazie Davide Morici. Io prima di salutarvi insieme a voi vorrei chiamare il nostro specialissimo ospite di oggi, perché come dicevo Io Compro Siciliano anche in questo giorno di festa vuole raccontare la bella Sicilia, la Sicilia delle eccellenze, la storia, l'arte, la cultura. Beh, signore e signori, siamo felici oggi di parlare di Piazza Armerina e ne parliamo con un ospite specialissimo che è l'assessore Ettore Messina. Buongiorno. Assessore, buongiorno. Salve, buongiorno a tutti. Buongiorno Ettore Messina. Buongiorno. Allora, noi volevamo, Assessore, innanzitutto salutare insieme a Giuseppe Giorgianni e a Davide Morici, l'assessore, per questo scambio di auguri in diretta, e poi continuerò questa puntata di oggi parlando di quello che è il Natale piazzese, ma di tante belle novità legate alla tradizione e non solo, quel pizzico di innovazione che l'assessore Messina ha dato nella sua programmazione. Davide Morici, Giuseppe Giorgianni. Io auguro un buon Natale a tutto il popolo di Io Compro Siciliano,
a tutto il popolo di Piazza Armerina, che ribadisco rimane nel cuore perché ha dato un inizio, a un grande inizio, quindi a tutte le famiglie di Piazza Armerina, a tutte le famiglie siciliane, a tutte le famiglie del mondo, a tutti quelli che ci seguono. Auguri di buon Natale. Giuseppe Sì, Giordani. anch'io voglio augurare veramente di cuore un sereno Natale, in quanto veramente quest'anno più degli altri anni la gente ha bisogno, perché realmente stiamo vivendo un periodo particolare della storia dell'umanità e quindi è importante che realmente ritorni la serenità in tutti i nostri cuori. Auguri a tutti, auguri un po' a tutta la community di Io Compro Siciliano, ma faccio gli auguri un po' a tutti, veramente tutti quelli che ci seguono in continuazione. Grazie a tutti e tanti auguroni. E buon Natale. Auguri, auguri, Grazie, grazie, auguri arrivederci, Giuseppe Assessore, Giordani e a arrivederci. Davide Morici, grazie, grazie, auguri e buon Natale. Sono in compagnia dell'assessore Ettore Messina e anche oggi raccontiamo la Auguri. bella Sicilia. Oggi protagonista è Piazza Armerina, assessore. Ho iniziato questa puntata citando Oscar Wilde perché in realtà un po' l'estro, un po' la follia ci sta in quello che è il racconto delle nostre vite, perché poi è quello che si ricorda quando si racconta qualche scorcio. Beh, e devo dire che più che scorcio, Assessore, noi abbiamo tanto da parlare, non solo per la nuova programmazione di Piazza Armerina, ma partendo poi da quello che è stato questa specialissima edizione, la 65esima edizione del Palio dei Normanni. Assessore. Sì, allora buongiorno a tutti, tanti auguri a tutti. Chiaramente non si può parlare di Piazza Armerina senza, diciamo, menzionare i due punti di forza della nostra realtà, che sono chiaramente la Villa Romana e il Casale, i famosi mosaici di Piazza Armerina, che è la più grande testimonianza al mondo di mosaico pavimentale. Abbiamo la fortuna di aver rinvenuto sottoterra 3.500 metri quadrati di tessere, di marmi policromi che rendono unico il nostro territorio nel mondo e ci rendono anche l'onore di poter essere annoverati tra i 7 siti UNESCO di Sicilia. Piazza Armerina, patrimonio dell'umanità. E poi non si può parlare di Piazza Armerina non menzionando chiaramente quella che per noi è la rievocazione storica più importante del meridione, che è il famoso Palio dei Normanni. Palio dei Normanni che voi quest'anno avete potuto apprezzare e vivere, perché insieme a noi avete condiviso non solo le immagini bellissime di quella che è una rievocazione storica veramente imponente, perché il Palio conta oltre 1.000 figuranti nella versione pre-Covid, chiaramente. Questa giostra, quindi questo momento sportivo importante, ma avete appunto potuto anche apprezzare non solo il Palio, ma anche le bellezze di un centro storico importante e imponente e che conserva traccia del Medioevo, perché Piazza appunto è una città fondata nel Medioevo, e traccia anche di un elemento importantissimo, a mio avviso, che è il primo barocco di Sicilia. Ahimè, scomparso in gran parte della Sicilia a causa del terremoto del 1600, che non ha colpito il nostro di territorio e ha lasciato integre le chiese barocche del primo barocco di Sicilia, che quindi integrano quel racconto della Val di Noto, del secondo periodo del barocco, senza appunto che senza il primo stile del barocco non avremmo poi comunque potuto avere. Quindi Piazza Armerina completa una chiave di lettura completa di quella che è la storia dell'arte siciliana.
questa pietra arenaria già... Io la volevo di tanto in tanto, mi inserisco nella conversazione perché io devo dire, lo diceva lei poc'anzi, noi quest'estate abbiamo raccontato un palio vissuto tra la gente, vissuto tra i quartieri, e anzi vorrei cogliere l'occasione per salutare i 4 quartieri protagonisti del palio: Monte Castellina, Canali e Casalotto. È un Tra l'altro, borgo, è un borgo. 4 quartieri, un borgo, è il borgo San Giovanni. E poi, esatto, vorrei salutare tutti coloro che hanno raccontato insieme a noi, quindi dalle varie associazioni, piuttosto che Gianluca Murella, ma ancora Dino Bullo, insomma tutti coloro che si sono prestati per ancor più dare un senso di racconto a questa edizione del Palio. Ma Assessore, mi è piaciuto moltissimo, è piaciuto a tutti quella che è stata la chiave innovativa vissuta nella tradizione del palio, perché proprio quest'anno, visto naturalmente le restrizioni che tutti abbiamo vissuto e che stiamo vivendo, si è voluto fare un palio assolutamente nuovo, innovativo, una drammatizzazione a firma della regista Gisella Calì, con cose veramente molto importanti, come ad esempio la realizzazione di un docufilm. Ne parliamo subito dopo aver visto queste immagini. Motore, azione! La Villa Romana del Casale è il sito, è l'esempio di mosaico pavimentale più esteso al mondo. La città di Piazza abdica a questo nome, Plaza, Placea, Piazza, XII secolo, e diventa Armenide, una piazza d'armi. Il Liceo la cavalcata storica che avveniva ogni 5 anni, è naturalmente ricreata dalle maestranze di Piazza Armerina e rappresentava appunto la venuta di Ruggero il Normanno. Il palio è un sentimento ed una tradizione, come tale perciò deve essere trattato. Ho cercato di dare un tocco diverso alla manifestazione per realizzare questo docufilm che racconterà il palio e la voglia dei piazzesi di continuare a farlo. Assessore. Allora, noi quest'anno avevamo una scelta: o fare come gran parte dei comuni italiani che giustamente, vedendo il periodo di crisi sanitaria, economica e comunque con le restrizioni in atto, hanno preferito evitare di portare avanti le classiche stagioni estive, o fare qualcosa di diverso, coraggioso e innovativo. E di questo io devo ringraziare sempre l'amministrazione comunale, il sindaco di Piazza Armerina e la giunta comunale, con tutti i consiglieri di maggioranza che ci appoggiano, perché questa è stata veramente una scelta politica. E quindi la forza della politica si vede anche in questo, nel riuscire a fare scelte a volte certamente poco popolari o comunque difficili da poter portare avanti, ma non potevo certamente permettere al fato di bloccare una tradizione che si svolgeva già da 65 anni e che è anche un momento non solo folcloristico, ma anche di cultura popolare e di forte attaccamento dell'identità del piazzese stesso, del cittadino locale. Quindi abbiamo voluto sperimentare, abbiamo fatto un gesto, come dicevi prima tu, citando Oscar Wilde, abbiamo veramente voluto immaginare la follia, quindi abbiamo cercato di fare qualcosa di diverso, quindi il classico palio, che era un corteo per le vie cittadine che si ispirava alla storia di Ruggero I d'Altavilla, l'abbiamo smembrato in 3 diversi momenti. Abbiamo lanciato nel mondo un videogame sul quale ancora stanno giocando giapponesi, cinesi, piuttosto che americani, perché è visibile in tutto il mondo sulla piattaforma di Gamindo, che genera tra l'altro economie che vengono devolute alla Basilica Cattedrale
dove è custodita l'immagine di Maria Santíssima delle Vittorie, alla quale noi ci ispiriamo, perché il palio è dedicato proprio alla Vergine Maria, quindi anche un momento religioso forte. E poi abbiamo voluto appunto realizzare una drammaturgia sul palio dei Normanni a cura di questa bravissima amica e regista Gisella Calì, quindi il palio è diventata anche un spettacolo, un'opera teatrale. Finalmente chi è venuto e chi ha potuto apprezzare questo momento di grande e alta qualità ha potuto anche capire, comprendere di che cosa si trattasse. Quindi la storia del palio è stata addirittura raccontata. La storia del palio è una leggenda molto curiosa che ha origini nel 1300 col ritrovamento appunto di testi e dell'icona, no? Dell'immagine di Maria Santíssima delle Vittorie. E di questo abbiamo voluto parlare poi all'interno di questo film, di questo documentario. Non mi piace definirlo docufilm, ma questo è un mediometraggio di 42 minuti dove all'interno vengono interpellati autorevoli professori universitari piuttosto che esperti, abitanti del territorio, ma ci siamo spostati sino in Calabria, nella terra di Mileto, dove Ruggero aveva questo castello e dove si sposò con Adrasia del Vasto, e che dà origine anche, diciamo, discendente di Aleramo, e che dà origine anche alla nostra lingua gallo-italica di origine aleramica. Cioè tutto questo, questa testimonianza finalmente esiste. Noi abbiamo un testo, abbiamo un'opera mediatica che viene lasciata ai posteri. Quindi oggi anche i giovani che probabilmente con difficoltà si avvicinano alle tradizioni e al folklore, oggi avranno modo di conoscere la storia e le origini della nostra identità e della nostra cultura. Assessore, ma anche il Natale è un Natale speciale, il Natale piazzese, perché anche qui c'è la tradizione e l'innovazione, c'è il vivere la città, vivere l'arte, vivere le chiese, per arrivare poi a un dulcis in fundo che ancora non vorrei svelare ai nostri amici. Quindi parliamo un po' di quella che è il Natale piazzese senza svelare un punto che vorrei lasciare per ultimo. Sì. Assessore. Allora, ribadisco il concetto che la nostra è un'amministrazione visionaria, giovane, il nostro sindaco coraggioso ha soli 35 anni, quindi è veramente un giovane professionista che ha la verve del giovane e che quindi asseconda anche queste, diciamo, mie trovate fuori dal comune, che non si possono proprio definire assolutamente istituzionali, ma oggi la politica non deve essere burocrazia, non deve essere prettamente non deve seguire assolutamente i protocolli istituzionali, ma forse deve uscire da questo contesto, deve riavvicinarsi alla gente e la politica deve diventare lo specchio di una società felice che sino ad oggi non è stata, perché la Sicilia purtroppo, ce lo insegna Tomasi di Lampedusa, è stato questo gattopardo seduto, sdraiato, che si è accomodata sulle sue bellezze. Così com'è. Quindi è proprio... E quindi invece noi vogliamo cambiare tutto per stravolgere quello che oggi è, utilizzando questa chiave di lettura che è questo scrigno meraviglioso che è la Sicilia. Dobbiamo aprire, dobbiamo rendere fruibile a tutti. Diceva Giorgianni, noi non dobbiamo esportare la Sicilia al mondo, ma dobbiamo portare il mondo in Sicilia, e questa è la chiave di lettura giusta. Il mondo deve venire in Sicilia, già lo sta facendo, il Covid ci ha fermato, ma dovremmo ripartire. E per questo noi di Piazza Armerina finalizziamo gli eventi anche alla conoscenza del territorio. Il nostro palio è stato chiuso con una partecipazione di 400 persone, poiché appunto contingentato, ma con una fruizione enorme. Voi dicevate 1 milione di persone, ma io ho 72 pagine di rassegna stampa, siamo stati su tutte le reti nazionali. Quindi quest'anno il nostro Natale è un Natale di luce, abbiamo realizzato un allestimento di luminarie natalizie tridimensionali, artistiche, bellissime,
perché anche se non possiamo aprirci al turista, ma il cittadino, andando a fare la spesa anche in zona arancione o in zona rossa, potrà godere della bellezza del nostro territorio. Poi abbiamo anche, lo faremo nei prossimi giorni, quando torneremo ad essere una zona arancione, apriremo questo presepe medievale sempre legato al Palio dei Normanni all'interno di una delle 100 chiese di Piazza Armenia, all'interno della quale c'è una rappresentazione della Madonna incinta, quindi con la pancia. Quale migliore auspicio, no? Quale sentimento di speranza più forte di una rappresentazione visiva e artistica del genere? Poi l'1, abbiamo parlato di lirica, sentivo Giorgiani, l'1 avremo il concerto di Capodanno registrato egregiamente all'interno del nostro meraviglioso teatro settecentesco, il Teatro Garibaldi di Piazza Armerina, che tra l'altro è uno dei primi teatri di Sicilia, dove il coro lirico siciliano, un'istituzione della lirica, ha realizzato il concerto di Capodanno che trasmetteremo in streaming sulla nostra pagina dell'assessorato l'1 gennaio. Che tutti gli eventi potranno essere seguiti sulla pagina Facebook dell'assessorato turismo e spettacolo Piazza Armerina ed anche sulla pagina Io Compro Siciliano, quindi seguite gli eventi perché sono veramente eventi molto importanti. Ma assessore, se volessi per esempio, non so, parlare con le parole di Vasco Rossi, direi perché la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia. Se invece, non so, magari volessi parlare un po' con le parole di Ligabue, direi certe notti che potrebbero magari diventare, non so, se fosse un inno piazzese scritto dall'assessore Ettore Messina, potrebbe diventare senza botti. Guardiamo questo video. E dopo gira le parole. Senza botti qui? Senza botti sì. Vabbè, ce l'avevo fatta bella, perché me la devi fare rifare? Faglielo fare a loro nel frattempo. Alza il coso. Che non lo tocco. Che le dai la pallina? L'inizio? Solo, che cosa? Un quarto di 4 praticamente. Così entriamo subito con la mano sinistra. Silenzio. Questo lo devi tagliare. La tua voce la volevo salvare. Ma non c'è bisogno. Sì, e questa è senza botti, è questo inno piazzese scritto dall'assessore Ettore Messina. Questo non è certamente senza Paolo Lirosi. Ma assessore, questo è soltanto un teaser, questa è soltanto un'anticipazione, perché siamo riusciti a come dire, rubare immagini tra una prova ed un'altra, tra una registrazione ed un'altra, perché sì, verrà realizzato questo video, tra l'altro fatto con grandi artisti, con una grande partecipazione, Salvo La Rosa, Lello Analfino, Carmelo Caccamo, Sandro Vergato, Sasa Salvaggio, Violinisti in Jeans, insomma ci siamo anche noi di Io Compro Siciliano in questo video. Ma assessore, ma se io le chiedessi così, io so che lei tra l'altro ha anche una voce discreta, ma se giocassimo un po', ma così, proprio magari un'anticipazione al popolo di Io Compro Siciliano e a tutti gli amici che sono in ascolto, così proprio a cappella. Sì, come facciamo noi quando abbiamo i nostri musicisti ospiti. Andiamo. Così, 2 battute. Allora, prima delle 2 battute che ti accontento, quello non è senza botti, quello è uno scherzetto che il nostro amico che prima hai nominato, che è Gianluca Murella, che ci segue l'immagine e la comunicazione. Gianluca Murella è il videomaker che ha fatto un video bellissimo, che non è quello che avete visto, quello è chiaramente uno scherzo, tra l'altro con l'ultima frase dialettale, con questa diciamo uscita che ho avuto perché non credevo di essere
appunto poi trasmesso, dove noi abbiamo coinvolto tutta la città, abbiamo coinvolto vari amici o comunque le persone che rappresentano appunto gli elementi cardine della nostra città, e poi è nato come un gioco, parlando con l'amico Paolo Lirosi, che è un compositore responsabile di questa scuola di canto siciliana bellissima, dove ha questi talenti, questi giovani che poi certamente avranno successo nella vita perché hanno delle doti canore bellissime che poi avrete modo di sentire. Scherzavamo sul fatto di voler realizzare proprio un inno alla vita, un inno alla speranza, e dicevo appunto a Paolo, ma perché non me la intoni, perché questo è nato tutto in 3 giorni, in 4 giorni, perché non me la realizzi, me la arrangi un motivetto? E allora, dopo aver selezionato oltre 20 canzoni, ho pensato di riadattare delle parole proprio a Certe notti di Ligabue, che è una canzone che tutti conosciamo e che comunque desta dei sentimenti importanti. E quindi è uscita questa, dove vedo appunto diversi amici coinvolti, anche degli artisti, perché poi ho fatto un giro, diciamo, di chiamate, ho chiesto di appunto salutare la città a tutti quegli amici artisti che conosco da anni, proprio per il lavoro che, a prescindere dalla politica, svolgo da decenni, da oltre 20 anni. E quindi, come dicevi, un esempio potrebbe essere, se Vasco Rossi dice che la vita è spericolata, Ligabue potrebbe dire, perché non me lo ricordo, ad esempio, senza botti dimostra il tuo ego, stavolta ti prego perché già lo sai, senza botti vedrai la stellina di Piazza Armerina che ricorderai, ad esempio. Ci piace moltissimo, ci piace moltissimo. Assessore, noi siamo arrivati a chiusura di questa puntata, mi piacerebbe insieme a lei leggere qualche messaggio da parte di tutti gli amici che stanno scrivendo e stanno condividendo anche questa giornata, questa vigilia insieme a noi. I saluti vanno a Fabio Mambo, ciao chef, augurissimi al popolo di Io Compro Siciliano, buona vigilia a tutti, un abbraccio Katiuska, ciao chef, grazie per essere con noi. Abbiamo da New York John Blandi, buon Natale Katiuska e popolo di Io Compro Siciliano, ciao John, grazie per essere con noi, auguri a tutti voi. Dora Mirabello, buongiorno, buon Natale cara. Ancora messaggi dalla Francia, abbiamo un siciliano che vive in Francia, Salvo Bucchieri, buongiorno a tutti, buongiorno Katiuska, buon Natale a tutti, ciao Salvo, grazie. Abbiamo Grazia Rigi, buongiorno, buona vigilia di Natale, ciao Grazia, auguri anche a te. Abbiamo Salvo Dolce, anche lui è un regista molto bravo, buongiorno Katiuska, con questo rosso il tuo sorriso trasmette ancora più gioia. Ciao Salvo, auguri, buon Natale caro. Amalia Lopinto, buongiornissimo, buona vigilia di Natale al popolo di Io Compro Siciliano, auguroni a tutti, ciao Amalia, grazie. Ancora Mauro Todaro, che è il nostro ambasciatore del sorriso, tra l'altro grande amico, anche il suo assessore, veramente un gioiello. Lui è riuscito a portare il suo Gogol in giro per il mondo a tutti gli ambasciatori, anche al Papa, pensate, assessore, insomma c'è veramente il... Io volevo dire una cosa, dato che mi hai nominato l'amico Mauro, a proposito di sorrisi e di sentimento, oggi io avrei voluto registrare con accanto un amichetto giallo che vorrei tanto potesse diventare un membro della giunta comunale, perché quello che manca nelle nostre amministrazioni è proprio l'assessorato al sorriso, che oggi più che mai servirebbe, un assessorato al sorriso e alla speranza. Il Gogol comunque c'è nel video di auguri di Piazza Armerina Natale. Senza arriva botti. Il messaggio da Mauro che dice: grande Ettore Messina, eccezionale, sognatore concreto. E io devo dire, mi associo a questa frase di Mauro, perché effettivamente noi ci siamo confrontati con un assessore e soprattutto mi piace dire con un uomo, Ettore Messina, veramente un uomo, un visionario direi, uno di quelle belle teste che cercano di creare e costruire per la bella Sicilia. Quindi assessore, anzi io in questo momento le dico Ettore, io le faccio veramente tanti complimenti.
perché è un lavoro di grande passione che viene fuori da ogni iniziativa, che è sposata naturalmente da tutti i piazzesi, da tutta l'amministrazione, da chi vive a Piazza, quindi veramente tanti complimenti per tutto quello che fate. Grazie e complimenti anche a voi per quello che fate, perché è questo che dovremmo fare tutti noi che ricopriamo il ruolo di assessori al turismo, al patrimonio, ai beni culturali. Dobbiamo promuovere la nostra Sicilia e chi meglio di voi in questo settore ci aiuterà a farlo. Ancora i saluti a tutti, ripeto, sono tantissimi messaggi, non abbiamo ormai più tempo per leggerli. Auguri, buona vigilia, buon Natale. Con me ci si rivede nuovamente prossima settimana, da lunedì ripartiamo pieni di appuntamenti e soprattutto pieni di gioia e pieni di amore. Ettore Messina, assessore, noi la ringraziamo perché siamo entrati ancora una volta all'interno della vostra bellissima città, anzi mi permetto di dire della nostra, una città che appartiene ai siciliani. Ma ci tornerete? Storia, per tradizione. Ci tornerete già da subito, so. Sì, questa settimana saremo lì da voi sempre per raccontare tante belle novità di Piazza Armerina. Grazie, buona vigilia, buon Natale assessore. Noi, come sempre, chiudiamo nel nostro consueto modo. Assessore, potrebbe venire vicino? Venga. Auguri a tutti i piazzesi, a tutti i siciliani, a tutti gli italiani, a tutto il mondo. Buona vigilia, buon Natale. Grazie a Paolo Gatto e regia, grazie a tutto il team. E adesso, assessore, lei per favore dovrebbe ripetere con me, perché è una scelta consapevole. Io compro siciliano. Ci piace? Grazie per essere stato con noi. Grazie all'assessore. Grazie a voi, auguri a tutti. Auguri a tutti dall'amministrazione comunale di Piazza Armerina, che vi aspetta ora e anche dopo, quando sarà finito questo incubo, e siamo vicini, ne sono certo. Un saluto dal mio sindaco Nino Cammarata, che ci permette di fare tutte queste e asseconda le scelte difficili, soprattutto in questo periodo. Grazie, auguri e buon Natale a tutti. E adesso sigla!